Buongiorno da Rosolina Mare, un gruppo di proprietari di appartamento del villaggio mediterraneo ci hanno chiamato perché hanno dei problemi di ordine pubblico da una parte e di sanità dall'altra per il fatto che molti camper sostano proprio nel parcheggio del villaggio. Le persone che ci hanno chiamato, che sono più o meno una ventina e sono tutti appunto titolari dell'appartamento, ci hanno chiesto l'anonimato. Proviamo a capire qual è il problema. Buongiorno a tutti. Allora, io sono una proprietaria che oramai ha qui la proprietà da circa 23 anni e vi posso garantire che negli anni la situazione è andata sempre peggiorando. Noi ci ritroviamo queste persone che ogni giorno vengono a parcheggiare davanti al villaggio mediterraneo nel parcheggio, comunque dove c'è semplicemente un'area sosta. Troviamo dei campeggiatori che invece campeggiano dalla mattina alla sera, quindi per giorni continuano a parcheggiare, e noi abbiamo delle preoccupazioni in quanto queste persone non hanno ritegno, non hanno rispetto per noi che invece paghiamo le tasse a Rosolina Mare da anni. C'è poco da dire, io sono un emiliano doc, sono qui dal 97. Questo parcheggio è stato pagato dal nostro villaggio e donato al comune, che non ha assolutamente nessun rispetto per chi ha fatto questa donazione. Ci hanno fatto diventare il parcheggio davanti un campo nomadi, perché questo è un campo nomadi, basta andare a fare 2 foto, ci sono tende stese, defecano nell'area verde, orinano. Solo questa mattina ne ho fermato uno, gli ho detto: ma che cacchio stai facendo? Questo non è un bagno, non è un cesso, vai nel tuo camperino a fare la pipì, che dura 3 giorni. Allora dopo cosa fanno? Svuotano, sversano tutto quanto nelle fogne, riempiono i bidoni dell'immondizia. Noi paghiamo le tasse e loro? E loro? Noi le paghiamo anche per loro. Comunque, in ogni caso, questa è l'illegalità fatta persona. Parcheggiano in ogni dove, fanno ciò che vogliono e i vigili urbani, per quanto chiamati, non vengono o fingono di venire a parole. Io non li vedo mai. Io con questo ho concluso, aspetto smentite. Per quanto riguarda il discorso sanitario, è dovuto anche al fatto che noi abbiamo dei piccoli giardinetti che usufruiamo chiaramente per far colazione, per cenare, per pranzare. Non lo possiamo più fare perché questi camper si devono pur raffreddare in qualche modo, quindi tengono i motori accesi per tanto tempo e noi ci respiriamo tutto questo gas, ok? Volevo solo dire che comunque sia ci sono delle multe anche ingiustificate, in quanto comunque il parcheggio non è adibito solo a camper, ma è comunque un parcheggio pubblico dove ci possono sostare anche delle vetture. Mentre fanno la multa alle vetture. Fanno la multa alle vetture, queste sono... Non ai camper. E non ai camper, quindi queste sono multe ingiustificate. Faccio notare che in questa multa c'è scritto che non è possibile presentare ricorso, non è ammesso ricorso. Io volevo sottolineare che voi tutti, qua siamo più o meno una ventina di persone, ci avete chiesto l'anonimato perché avete paura di ritorsioni. Purtroppo. Avete avuto casi di ritorsione, di minacce? Sì, tante minacce, e adesso c'è una persona che comunque non vuole essere inquadrata, ma stavo passando, sono stata aggredita da un campeggiatore che mi ha addirittura aggredita, mi ha detto fammi entrare che risolviamo subito, mi ha mandato a quel paese me e i miei defunti addirittura. E cosa ha detto anche? Dillo. Vai al diavolo te e i tuoi morti. Credo che il sindaco ci debba proprio ascoltare perché la situazione ormai ha raggiunto il limite della sopportazione.